Questa situazione non è una situazione a cessare, ma è una situazione che è in corso e non sappiamo per quanti anni durerà. Se qualcuno si è illuso che l'Italia possa far fronte a un esodo biblico, si sbaglia, perché alla fine avremo solo conflitti sociali. Una situazione alla quale non possono far fronte né i sindaci né tantomeno i cittadini del Veneto, secondo il governatore Luca Zaia, convinto che l'unica possibilità di risolvere l'emergenza sia un intervento in Africa delle istituzioni internazionali. Quelle stesse istituzioni che hanno imposto le sanzioni alla Russia e che per il presidente della regione il governo italiano non avrebbe dovuto ascoltare. Il Veneto ci rimette circa mezzo miliardo di euro all'anno con la vicenda delle sanzioni. E per noi è un mercato d'elezione quello russo, in generale noi abbiamo bisogno di relazioni e non di sanzioni. Non è un fatto politico ma è un fatto di diplomazia commerciale, cioè le nostre imprese hanno delocalizzato, hanno internazionalizzato, assumendosi in pancia costi propri, non statali, e oggi si ritrova lo Stato, o meglio il governo, che blocca tutto perché ha deciso che bisogna dichiarare guerra alla Russia. A me sembra sbagliato. Il governo si ricordi delle nostre imprese, invoca Zaia, soprattutto quando vengono colpite da cataclismi imprevedibili come il tornado in Riviera del Brenta. 6 milioni li ha messi la Regione, 2 milioni li ha messi il governo, ne mancano ancora 92 all'appello. Fate un po' voi, che sono esattamente i soldi che il governo deve darci.